Ben agattados con Intres Historia, dopo domenica passata tornamos a faeddare della storia nostra, del Sardo, dell'archeologia e siamo ancora in su Museo Archeologico de Castello. Tornamos grazie a Storra, a suo volo museale e a suo personale del suo museo che è stato gentilemente con noi e ducas seguimos si strada su cammino che abbiamo cominciato domenica passata e tornate con me questa intro. Toccate. Domenica passata abbiamo faedato di come questa terra si è trasformata e si è presentata su primo uomine che è arrivato in Sardegna, che è scomparso in Sardegna. E da questa terra siamo passati alle esperienze dei primi uomini, poi come l'abbiamo potuto studiare, partendo da questa grotta Corbeddu di Uliana, abbiamo visto come gli uomini sardi sono organizzati. E dai due passo passo che siamo passati da Satterala, questa cultura dei Cuccuris a Rius, in Cravasa, abbiamo compreso come gli uomini pian piano si è organizzato e già in Cuccuris a Rius abbiamo visto che gli uomini si proiettato a spiritualità, la Dea Madre, e si è organizzato pure per cominciare a non essere solo cazzatore, ma vinzas agricoltore e non solo raccoglitore, come si narra in italiano, de su sia in suo tempo. Dai due siamo passati poi a conoscere Pau e Sossidiana, che ha avuto il giacimento più manno forse del Mediterraneo, della materia prima che si usaia da poi fabbricare su strumenti che fu un'importante sposa cazza. E poi abbiamo faedato della comparvida in Sardegna delle pedras che sono sardos e le faiana, una cultura che non hanno a spiegare, arrivata dall'Occidente, connotto a sora del suo mondo, può comprendere che la spiritualità ha fatto un passo a denantis. In sa trasmissione di oggi siamo in su battomizza anni prima della comparvida di Cristo. E in questo momento in Sardegna veste su megalitismo, ma sopravvive ancora sipoggeismo. Queste due culture hanno a pizzo in paris per un vago tempo, fino a trattare una sublimazione, si narra sempre in italiano, ma lo possiamo narrare fino in saldo, fino a acciappare un momento in cui si fondino e diventano una cultura nuova. Battomizzanos prima di Cristo, ite badi in Sardegna. Giorgio Murru nos accompagna dove pure. Beh, 4.000 anni prima di Gesù Cristo, la Sardegna è demograficamente, un altro video italiano, ma è difficile ad un altro fuedoso, abitata da Sagosta fino a Suggenargento. Se questionando di agricoltura, di agricoltores, di allevadores, se questionando di uomini che ormai comprendono come si vive, se questionando di un'organizzazione sociale che vede la nascita di capos, che in carriera a organizzare la vita dei satros puro, e la vita e la produzione, questa è la cosa più importante è comunque questa. La tradizione è quella del culto della Grande Madre e la tradizione è quella delle Domus de Ianas. 3.500 sono di conoscere su Sardegna, un numero incredibile. E in ogni abatti dell'isola, non fetti in luogo concentrati, che stiano de Montesso a Villa Peruccio e in Susulcis, poi arrivare a Alghero, no? A Angeluruiu, passando poi per queste storiche di Bonorva, di Sant'Andrea Priu, ma che se toccai e che se si indiscaresce de Nemos.
La cosa importante è che questo commercio, questo movimento in sul Mediterraneo, questo contatto con altre popolazioni, porta bidea nosa. E bidea nosa poi crescenti in su luogo da Sacchistidi, cioè arriva dalla religione dei megaliti, cioè de questa sperda mannas, de questa sperda fittas, de non d'arribanta probabilmente dell'Atlantico, della costa del Portogallo, della Bretagna, dell'isola britannica, cioè della Francia e tutto, cioè funti logos a Canosu ancora oggi, bireus sa concentrazione massima di questo fenomeno. Sa Sardegna di bedi in bistia, poi che questo movimento si muove da occidenti, conca, orienti, sia in Europa continentale, sia in su Mediterraneo, sia in su Nord Africa, fino a su Medio Oriente, e noi siamo sempre in cui, sempre in mezzo, e usannai. E sa bellezza di questo che a un certo punto questo culto va in Sardegna, e vividi in Sardegna, e convividi con Satro, quindi sa novità con sa tradizione. Funti sardos e tutto? Io penso di sì. Io penso che siano sardos che anti-pigausi, funti convertius a una bidea noa, convertius, anti-bio che c'è un'altra cosa pure, non c'è effetti su culto dessa mamma manna. E sa tutto questo volta da fare altre cose in Sardegna. Arribanta i menir e arribanta i dolmen. Su dolmen è la prima costruzione che sono minifaidi, cioè poi di 4 verdas a terra, no? In posizioni verticali, e poi di una a coverri. Questa costruzione che è elementare, sti sapodinai, è una sfida che somini mandata, no? Ai 78, cioè poi la caponna suva de 4 verda, sulla verda che verza da 4 tonnellate, ollinai che la popolazione deve essere già organizzata. Questo srepidi. Quindi c'è un momento in cui Sipogeismo, quis domus de Gianas, bividi con su megalitismo. Poi si arriva da un punto preciso, da Catauso Ingoni. No, se sono suggerito in un luogo apparentemente sperdi, questi sannaioi, no? E invece è sto goro de civilitadi. Sa cosa bella che lì è che a Prano Muteddu, questi sono nomini del suo luogo, noi abbiamo su circoli megalitici e all'interno di questo circolo megalitico che funti precedi de menir o de vilaris de menir, abbiamo una verda gigantesca. All'interno della verda sono durante il fatto una grotta, un'altra domus deiana, cioè una domus deiana a intro di un circolo che è l'espressione massima del suo megalitismo. Questo non fa che da comprendere che, come ti ha sanato, si spiritualità, la proiezione del sardo de dando fia influenzata dal suo contatto con le altre popolazioni che arrivavano in Sardegna, ma sono sardo pure andavano fuori. E come lo possiamo comprendere in questo tempo che sono sardos pure si muoviano, lo comprendiamo dalle cose sardas che si sono agattate in fora e fino alle cose che sono sardos o altre popolazioni hanno battuto e teniamo evidenza in questo sito di Nuovo Feddato. In questo momento noi siamo su cultura di ozieri, poi da questo reperto si può sapere morta con stati agattati in Sagrute Santo Michele a ozieri. Non c'è questa cultura di disoccupazione, del colonialismo, non c'è bisogno di andare a conquistare, non si usa ancora in questo tempo, manca a pago, ma non si usa ancora in questo tempo. Dunque si commercializzata? Si commercializzata, ma si commercializzata essenzialità, non c'è bisogno, questa cultura di ozieri nasce in Sardegna e capolavoro su prodotto, su traballo per esempio dell'ossidiana oppure della ceramica,
è tutto nostra. I simboli, i disegni, le incisioni in questo vaso portano a altro mondo. Questo è bellissimo. I spirali, i scricchi concentrici, le incisioni no? A triangolo, li agattano tutto sul Mediterraneo, ma li agattano tutto Europa pure. Da bellissima statua a menire che è stata agattata per esempio a Saint Martin de Corleana ad Aosta e nelle Alpi porta da cerchi concentrici che si imbillano per esempio ai gusti che vi mammoiata a perda vintà, cioè li nega su mondo si muovi, non c'è bisogno di pensare se è andato o se è venuto lui, cioè tocca da mica lì ha bisogno dei uomini in questo momento. Quando fai dal mammoiata, vado una tradizione di sapere da casa ammentuato, della fecondità, della possibilità no, di tenere. È una cosa che viene da edando, è una cosa che sono uomini in sol secolo che sono arrivati da voi l'hanno dato a questa pedra. No, noi dobbiamo sempre pensare che i idee nascenti, come tinarà su Babbo Manno, Giovanni Lillio, noi dobbiamo dire sul Mediterraneo come una vingiata all'interno di questa galli dove tante cose. E ogni uomo vuole una cosa, ogni pensamento beghettato in cui. E questo poi si chiede vuol dire, si chiede in Sassa Domo non è sa Sardegna o s'Italia o sa Spagna o sa Corsica, è questo mare. Noi dobbiamo donare dimensioni di questo mare, perché siamo figli di questo mare e siamo frati di tutto questo che vunti in questo mare. La bellezza è questa, l'eccezionalità di questa Sardegna è che questa Sardegna viga l'idea che vedi, che benti dell'Oriente, da mistura dai gusti che benti dell'Occidente, o del settentrione, o del continente europeo, del Nord Africa, a misturare su cose, oggi si sanno, shakeriamo, no? E sul risultato è eccezionale. E questa cultura, questa civiltà dei sardi. È su bello da essere proprio in su mezzo, in su centro, in questo che fu di su mondo connotto, la cosa più importante, su mare Mediterraneo che l'abbiamo sapere poi in suo tempo scada bene, con son romano, con sua altra popolazione, i cui diventa sul centro del suo mondo. Siamo in Susanno Schimbanta del secolo passato, 1950, Susanno Simbeniente. Un politico italiano, sardo, de Tattari, Antonio Segni, ha tenuto una campagna manna e esso è sempre convinto che i gue qualche cosa bifuto in sutta. E tanto ne va da un archeologo de Profetto, Mannu, come il suo professore Ercole Conto, e gli dà incarico di chilcare qualche cosa che potrebbe essere i gue in sutta. E su cui scopriamo che è quasi sconvolgente, è un unicum in Sardegna, i tebadi in Monte d'Accordi. Monte d'Accordi è una località che ha una sacralità fortissima, poitta che a tutta di questo cuccureddo di terra, Ercole Conto poi da creare una struttura murata, manna dessi, manna sul serio, deve essere un esempio di megalitismo. Come è fatta? È fatta che porta da due gradoni di verda, una grande scala, no? Di accesso, un passaggio di 60 metri su dei lunghiori, inclinato, che arriva da parte del Susu. Conto scopre questo e prova da dubita come funziona tutta questa cosa. Intanto, in quale momento Zeus? Questa cultura è sempre su materiali della cultura dei ozieri, cioè Zeus 4.000-4.400 anni prima di Gesù Cristo. Questa cosa importante è questa, poiché è uno dei primi e per un anno esempi del megalitismo in Sardegna. Fatto questo, isso prova ad interpretare, isso immagina, dove che poi agatta
dei altarisi, e subenza che siano dei altarisi, di vidi cancuno addirittura con dei stampi passanti e pensa che gli animali si benesiti a capiausa in gui e sacrificausa sa divinidadi e immagina queste processioni, no? Con questa lantias, in questa rampa che volta a suva del suo terrazzo, poi tra dieci è nata, c'è una struttura terrazzata. Bene, dopo, a partire dagli anni 80, un altro ricercatore, un altro archeologo arriva in Sardegna, in Genovese, e poi in mano a questa costruzione. E scopre che questa costruzione non è fatta tutto in un momento, ma la muratura che si vede alla Devorasa non è null'altro che una camisa che all'interno contiene un'altra cosa. E ta contiene un altro tempio, e questo tempio va ad Antonacao. Fu ad Antonacao de Arrubio, no? E tant'è vero che si zera da suo tempio Arrubio. Ma che ha le eccezionalità? Le eccezionalità è che non si deve più pensare a questo tempio Arrubio. Poi questo tempio Arrubio è in un luogo che deve venire, in un luogo che Cireus deve una sacralità di forti. Quindi deve pedonare su chi merita come ruolo e come significato. Non tenere un confronto. Non di teneus in tutto sul Mediterraneo occidentale e quando questionaus su tempio a terrazzas de Monte d'Accoddi, la prima cosa che fadeus si spostaus ai ziccurat mesopotamicas, ai ziccuras, ai piramidi gradonadas che conosceus in sul mondo americano puro, no? E centroamericano puro, sa cosa eccezionale che lì è, che questa è fatta ai sardus. Dante fatta ai sardus, andando ogni volta a toccare, a intendi, a conosci e a ponni in pratica. La questione mia è, bindate una via, este solo in Monte d'Accoddi, o bindate altre in Sardegna che ancora non conosciamo, e se bindate una via, poi te proprio i cue, e l'ultima questione è, ma come di adesso è possibile? Deo puro, qualche volta mi sono domandato, i indesi struttura del Monte d'Accoddi e indesi struttura a Tzecca, narano in Messico, 6.000 anni prima di scoprire l'America, da parte del suo mondo conosciuto a Sora, si facevano le stesse cose o simili di aspetto, e dunque furono due sculture che andavano senza si conoscere una con l'altra, che andavano quasi a fatta appare. Ed è per essere però precisus e onestus. È l'unico che conosceus in sul Mediterraneo occidentale, è l'unico che conosceus in Sardegna. Tornano a usare termini precisi, assimizzata, certo, assimillata, ma non è. Non è stamattina cosa, cioè, certo. No, ma poi dai peso, da dei più veri, dei punti diversi, su prima questa datazione, una struttura antichissima, casomai può essere accostata ai ziccurat della Mesopotamia, questo sì, sul mondo sumerico, ai cirazzeria unoso, ma è troppo leggero sul resto, cioè non è che due volte su tempio fatto come poi adesso ziccurat, poi di questo mondo non c'è più nulla. E in il problema è satro, ed è più entrare in satro, poi tagagiai, poi de più tornare a sue origini, ai questo tempio a Rubio, che non è questa struttura gradonata che per osoi, ma questa struttura gradonata è fatta dessa addizione, dessa camisa e muro che ti fatto dopo, no? Quindi tu devi capire prima, cioè vai in tua costruzione, questa costruzione è pintata. Questa è la bellezza, poi questa pintatura, questo arrubio, ti torna da portare a Sarrubio, dessa terra che antiposta ai uomini di Cuccuris Arrius 1000 anni prima, ti devi portare a Sarrubio dei domus de Gianas di Pintas, e ti devi portare poi ai menirsi che usa cattao, colorao. È un uomo che conosci certo, come intermezzolare. La base è sempre questa, Sarrubio è vita, Sarrubio è rigenerazione, sa morte non esiste, sa morte è superata da tutto questo sinus, e somini è fatto per vivi, non è fatto per morire.
Nassemos in su tempo che narrano neolitico. Trabalhamos ancora sa pedra, uomini sardo ha mezzorato tantas cosas, ha mollato chi vividi non solo de cazza, non solo di su chi piccia da terra, ma poni di su semenza puru e ducasa si industria da pochilcare, da rammandicare a sé, a sua famiglia sua e a sua comunità sua, ma in su desinare votiva scamolnato, no? Sa pedras che pare essere su collegamento con su trascendente, con sa religiosità che è scambiata con suo tempo chi avanza, non lascia chi ancora però non ha stato su mezzoru chi nos attendimos. Arrivamos a su 3.000 circa prima di Cristo e nos siamo avvicinando piano piano a sedate desuramene. Commente vini di queste date di Saavedra e commente pian piano su Minesaldo si va vicina da queste date Noa chi crea da un paio di disparitate, caso il metalloso, in un mondo che comincia ad essere un paio competitivo, creano una cosa che è una rivoluzione in sa vita dei uomini in sul Mediterraneo. Questa cosa che depeonnai prima è questa. In Sardegna le cose sono finite. Cioè non c'è una cosa che viene e in carriera d'un'altra. C'è una cosa che si da vivi. Pensa per esempio che su sipogeismo, meis domos de Gianas, non subireus in logo su meda a partire del Montesso e Tottu o po' cristianai de Viligosa Macomer, si intervento de somini che poi perdasa, a linea perdasa, vai su corridoio commente su Dolmen a innanti dessa tumba che invece esti scavata e commente che tu esiste una continuazione di cose, non su parla su proprio, ma devo fare diversamente. Poi è bello questo, perché su chi è passato non vedi fugliato, vedi allogao. E su sardo può fare questo e forse su popolo che ha allogao meglio teatro su Mediterraneo. E l'importanza della civiltà di sarda è questa. Quando Giovanni Lillio questo di Annao e di ha posto in chiaro, esti stato ambasciatore, poi Tagaiso diventa accademico dei lincei, riconosciuto dei satros, non è riconosciuto vetti dei sardos, i sardos denominano sul babbo nostro, cioè attenzione, non è che non devi usare riconosciuto, però su cui conta è poni evidenza su ruolo che i sardos antidento in sa conservazione di tutto questo, in s'allogai. Bene, quindi su passaggio importanti, poi che questi uomini a ricordarsi sempre questo movimento in questo grande mare, di Oriente a Occidente, e poi tornano in noi, e poi si torna a sapere tra le cose che arrivano da questi materiali. Questi arramini, i te sarramini deve essere cavao, cioè lì un luogo di affioramento a poi tocca da andare tocca da dove stai, tocca da dove traballai e tocca da dove lucidai. Questa casa bellezza dei sarramini che lì è questo che è lucidi, commenti su soli. E chi tu botta sarrogo dei soli a suba, sesi diverso da chi invece no, non poi tenni gusto. Duca Samollato su sardu è capace di mantenere questa tradizione sua, se queste cose continuano a vivere, non sanno su professore Murru, a convivere, ma sapere di essere capace pure a sapere questa novità. E Duca in suo tempo il desuramene, conosciamo questa novità che noi abbiamo agattato. In quel sito iniziamo a comprendere che Susardo ha fatto un altro passo pure con un servente su che bivo di impizzo fin sai come. Beh, questo lo comprendevo in tanti logos, ti dimostro che ne una. Citulaconi, poi dicicai il logo dei babumannus, no? Dei statu a menir, in tumbas a circolo e in tumbas a dolmenicas, nosius agattau repertus a ca questa due cose bivinti ancora. Principi che portano punte di freccia in ossidiana, isprubella punta di freccia in ossidiana che non si conosce sul Mediterraneo, ma impari ai gussas pontata aneddicedo su de argento, de vrata, aneddicedo su spiraledda de arramini. Cioè, io comprendo che questo non è pro su uomini come in teisatros. Cioè, ha discalato una gerarchia, è diventato probabilmente un capo e non è sto caso che in Saverda isso su bengianta a reconnotus e bengianta incidius, immortalisi.
Cioè, vunti, cussus gianti cambiaus equilibrio de sa vita de ogni dì mengus as terras. Sa terra bene organizzata, sa società bene organizzata in moi in maniera straordinariamente virilis, disannai in italiano. Cioè, a su cappo, su masco, esti in questo momento dominanti, cioè, in su cospetto de sa mamma manna, che dove sta ancora, come ti vivi di quest'uomo, impari con questa femmina manna, disrevi di questa femmina manna. Poi ti suonata, basta su culto de sudor, basta su culto de su solli, con sa mamma terra, mi incrocio io. Poi da me deve nascere questa dinastia che deve diventare intoccabile, poi da figlia e Deus. Questa è la rivoluzione, poi da noi i nasciti. Is armas ostentadas, no? E che poi, sapere, andando innanzi in su tempus, canta parrai mei modelledus de brunzo del suo mondo nuragico puro, su capo tribù, is arcerisi, sa spada, sa cosa, is elementi che dinanta la graduata organizzazione, ma sa forza e su potere custorta è donata del suo dominio del suo metallo. Oeburu è tempo di Calagabare, di poter una grazia manna sul Museo Archeologico di Castello, ma prima di tutto al suo dottore Giorgio Murro che ha esibito in questo nuovo appuntamento canta cose al Bosannato e canta questi bistavo importante per non scontare su chi abbiamo inteso. Su tempo in Sardegna che spassende, su megalitismo ormai che abbogato a forasa, su ipoggeismo, comparini muraglia, grande muraglia, tutta una serie di vedra al mannas che sono sa cultura nuova e su tempo sta arrivando o lasciare spazio a sul muraghes. Andiamo a fare Dio scherede in sol mese inveniente. Spogamo buon saluto con suo coro in festa e vostro grazie.